Se la strada è in salita è solo perché sei destinata ad arrivare in alto. Allora, siamo qui con Tierno Gaje, un autore esordiente che ha appena pubblicato il suo primo romanzo, Scuola di vita. Ciao Tierno. Ciao Moira. Come mai hai deciso, pur essendo un uomo ancora giovane, di scrivere un romanzo autobiografico? E a dire la verità, questo romanzo era dentro di me, perché sono tante storie della mia vita, con tante sfide vinte e perse, però con il coraggio ho dovuto affrontare, quindi mi è sembrato interessante poter scrivere e condividerlo anche con delle generazioni, sicuramente può servire anche nella vita in generale. Come mai questo titolo, Scuola di vita? Questo titolo è Scuola di vita, come il nome, scuola è un luogo di insegnamento, quindi ho pensato che la richiesta di queste storie raccontate nel libro, la possibilità che ho avuto anche nel girare il mondo, attraversare tanti paesi, conoscere tante civiltà o civilizzazione, e questa è una richiesta che, aggiungendo nel libro, comunque può essere come se fosse una scuola dove uno può andare a trovare un sorgente comunque di formazione o di informazione. Ho capito. Il piccolo Gori nacque a Giudeggiabe, un villaggio fondato da un pescatore di nome Seydi Gorel e da un guerriero chiamato Pate Jamal. Il villaggio si trova nel nord del Senegal, sull'isola fluviale di Morphil, situata alla confluenza tra il fiume Senegal e un suo braccio secondario, il fiume Due. Nei tempi in cui Gori era bambino, l'isola sembrava un paradiso terrestre. La madre terra era generosa con gli uomini che vivevano in armonia con la natura. Pioveva in abbondanza e grazie alle esondazioni del fiume, dopo il ritiro delle acque, le terre bagnate diventavano luoghi fertili per un'agricoltura fiorente. I frutti della terra, insieme all'allevamento del bestiame, erano fonte di reddito per la gente del villaggio. Non mancava niente per essere felici. Questo romanzo parli della tua vita fin dalla tua infanzia, dalla tua nascita nel villaggio del Senegal, in cui appunto sei nato e hai trascorso i primi anni, fino al tuo arrivo in Italia. Parli del tuo villaggio come di un luogo fatato, un luogo da favola. Vuoi spiegarci un po' com'è stata la tua infanzia nel villaggio? Sì, è un bel passaggio perché il villaggio mi ricorda tante belle cose, soprattutto questa armonia, no, tra la popolazione e l'ambiente. E in quei tempi anche la madre terra era molto generosa, quindi c'era tutto, e soprattutto due aspetti principali mi tengono a cuore. Sul modello educativo, che il bambino è considerato come un bene comune, quindi tutti si impegnano a curarlo, a farlo crescere con i valori. L'altro aspetto è la solidarietà, che era una cosa bella, dove si condivideva tutto. Tanti amici e conoscenti emigrati sono tornati ricchi. Non sono né più bravi né più coraggiosi di me. Perché non potrei fare come loro? Malgrado mi allettasse l'idea di andarmene, ero deluso e disperato. Non sapevo dove andare, come andare e quali rischi affrontare. Inoltre sapevo che per migrare occorrono soldi. Ma per il momento io, quei soldi, non li avevo. Passavo intere notti in bianco per organizzare un piano di viaggio e giorni di ansia per maturare la decisione di lasciare i miei cari e il mio paese. Ma i soldi, dove trovarli? Ero angosciato. Avevo perso ogni speranza sia di vivere nella mia patria, sia di poter migrare. La parte più corposa del tuo romanzo in cui parli del tuo viaggio. Un viaggio che ti porta dal Senegal al Gabon e poi ti porterà fino in Italia. Che cosa significa per te il viaggio?
Bella domanda, perché nel mio caso il viaggio è una sofferenza, è una delusione, perché non ho scelto di andare. Per tanti motivi ho dovuto lasciare il mio paese e questo succede anche a tante altre persone. Basta fare l'esempio, uno che studia, si laurea, non trova lavoro, dove c'è la guerra, dove c'è la fame, tutta quella roba lì fa che a un certo momento ognuno di noi ha il diritto di sognare, e se non arrivi a realizzare i tuoi sogni, la strada è di andare. Questo andare è un viaggio, diciamo un viaggio però obbligato, quindi dove lasci i tuoi cari, è duro. È un viaggio pieno di insidie, perché è stato un viaggio che è corso sul filo del rasoio. Assolutamente, e anche quello, perché è spinto ad andare, non usi neanche la testa e non sai anche quanti rischi puoi affrontare, e tanti fanno così perché al momento della delusione l'importanza è andare, dove andare, cosa puoi incontrare, la testa non c'è in quel momento. Per quello dico, nel mio caso non è viaggiare come uno che sceglie con tutta la libertà, perché viaggiare è bello, sì, lo fai in modo libero, vai a scoprire il mondo e poi a realizzare i tuoi desideri, è una cosa bella, però nel mio caso è comunque una cosa diciamo triste, perché sei stato obbligato. Va bene, nel tempo comunque ho dovuto anche cercare di lavorare dentro di me per trasformare questo viaggio in speranza. Certo, questo viaggio ti conduce poi in Italia, è il luogo dove hai trovato il tuo porto sicuro. I porti però non sono solo luoghi di approdo, ma anche luoghi di partenza. Il tuo viaggio è finito oppure continua? È bella domanda. Va bene, il viaggio possiamo dire che è finito, nel senso che mi sono fermato, ho cercato di lavorare per integrarmi nella società e di portare anche il mio contributo modesto. Diciamo che è finito, però nella mia testa c'è ancora da viaggiare, perché sono tante cose da scoprire. L'altra cosa che volevo segnalare, il porto diciamo sicuro c'è, però può cambiare, perché un paese può essere sicuro e a un certo momento cambiare, quindi questo mi ricorda anche il fatto di impegnare a creare queste possibilità, perché se io ho fatto più di 20 anni qua, senti certe cose, alcuni pregiudizi, no? Un po' di razzismo, questo ti mette in dubbio se sia ancora un porto sicuro, perché sembra che le regole stiano cambiando. Però in tutto questo comunque ci fa capire che nella società in generale ognuno deve impegnare comunque a portare una pietra nella costruzione comunque più civile della comunità, quindi cerchiamo di trasformare che questo paese è un porto più sicuro. Grazie Tierno per aver risposto a queste domande e grazie per averci lasciato questa testimonianza. Grazie Moira per avermi dato questa opportunità e spero che questo libro può servire a tante belle persone. Grazie di tutto. Questo libro dovrebbe essere letto da tutti coloro che vogliono conoscere ciò che avviene in altre terre del mondo, dove la vita è una continua sfida e i diritti non esistono o sono calpestati. Scuola di vita illumina il ritratto di un giovane uomo che ha lottato con dignità ogni giorno per migliorare se stesso, spesso nella sofferenza e nell'indifferenza, mettendo al centro della sua esistenza il concetto di bene comune e di una ritrovata umanità, basata sull'etica della convivenza. Anna Maria Haberman.